Sorpresi in auto in atteggiamenti inequivocabili in pieno centro a Mogliano, in piazza Donatori del Sangue. L'episodio è avvenuto la scorsa notte, poco dopo l'una. Protagonisti una coppia di trentenni, un moglianese ed un mestrino, interrotti dalle loro effusioni quando i carabinieri della vicina stazione, impegnati in un giro di pattugliamento, hanno bussato al finestrino dell'auto. Inevitabile nei confronti dei due uomini, uno dei quali è stato anche sposato, la contestuale denuncia. Sono stati colti nell'atto di compiere un'attività sessuale appunto nel centro città di Mogliano senza nessun tipo di accorgimento per evitare che potessero essere visti. I due amanti si sono scusati dicendo di non essersi accorti di essere in centro abitato, un fatto che però non è piaciuto al sindaco della città Giovanni Azzolini. Denunciata e sanzionata non perché è omosessuale, ma perché ha fatto oscenità in luogo pubblico, si metteva a fare sesso in piazza. Questa cosa a Mogliano non è tollerata e sarà anche sanzionata. Proprio per evitare gli amoreggiamenti in luoghi pubblici della città, come in questo caso in centro, il primo cittadino ha annunciato maggiore vigilanza. Nei parcheggi pubblici la notte capita che la gente va ad accoppiarsi e noi abbiamo avuto segnalazioni e siamo immediatamente intervenuti.